Nella City Changes, Paolo Wadad Now insieme alle 10:23. Adesso io do il benvenuto su M2O a Paolo Del Lago Statupper, che secondo me insieme con alcuni suoi amici ha trovato veramente l'idea del secolo. Paolo Del Lago, buongiorno. Buongiorno Mario, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, grazie. Paolo, grazie di esistere. Così. te la butto là. Allora, grazie. Paolo, parliamo di parcheggiami.it. Sì. Croce e delirio veramente di ogni essere umano sulla faccia della terra. In questo caso parliamo del delirio dei milanesi, perché è una realtà, parcheggiami.it, per il momento, io spero, per il momento solo relativa alla città di Milano, ma avete voglia di espandervi? Assolutamente sì. Okay. Noi siamo partiti da Milano, come sentirete il mio accento non è prettamente milanese, io sono di Vicenza. Okay. È partito da Milano perché io ero proprio a ottobre, ero allo SMAU di Milano per un'altra startup che ho fondato, e ho capito quanto sia grave il problema del parcheggio a Milano, perché anch'io sono diventato veramente pazzo per cercare un posto auto. Perché tu sei andata allo SMAU in macchina? Non è stata una scelta intelligente, però no, tutto sommato meno male che ci sei andato con la macchina. Esattamente. Poi lì quando giravo a piedi per Milano ho visto quante persone affittino il proprio garage, e da lì è stata un po' la scintilla di unire le due cose, quindi permettere alle persone di affittare il proprio garage non solo per lunghi periodi come mesi o anni, ma anche per pochi giorni. E quindi dare la possibilità alle persone che devono stare a Milano per qualche giorno di parcheggiare la macchina in un garage e poi muoversi con i mezzi o a piedi, in bicicletta, eccetera. È fantastico, che riprende un po' anche il concetto, insomma, delle case o delle camere che vengono affittate, gli Airbnb di cui abbiamo parlato anche noi qua nella City. È facile utilizzare parcheggiami.it? Perché... È molto, molto semplice, infatti dici giustamente, lo paragoni a Airbnb, il funzionamento è molto simile, quindi l'utente ha la possibilità di cercare il parcheggio nella zona più comoda, quindi inserendo per esempio l'indirizzo o la zona di Milano, e ottiene quindi una lista di garage disponibili, vede tutti i dettagli, quindi il prezzo, vede anche la scheda della persona che affitta il garage, e lì può semplicemente inviare una richiesta di prenotazione che il proprietario del garage può accettare o meno, insomma. Ok, senti Paolo, voi fate chiaramente una indagine sui proprietari di garage che si rivolgono a parcheggiami.it per essere sicuri, insomma, che ci siano delle persone oneste dall'altra parte, non so come funziona. Allora, noi attualmente stiamo contattando tutte le persone che affittano i garage, per esempio i siti di annunci, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a contattarli telefonicamente proponendo il nostro servizio. Diciamo che all'inizio non è semplicissimo perché non sono ancora abituati a questo tipo di servizio sul breve termine. Però quando andiamo a spiegare le potenzialità che ha il nostro servizio, la maggior parte delle persone è interessata e inserisce il proprio garage nel nostro... Tra l'altro leggevo, non so se è vero, ma immagino di sì, perché è anche una tua intervista questa che c'è su internet, che anche diversi hotel hanno deciso di approfittare, insomma, della grande potenzialità che ha parcheggiami.it. Esatto, perché molti hotel hanno dei parcheggi privati, quindi da 20, da 50, 100 posti, in molti periodi quando non c'è un afflusso, molto afflusso nell'hotel, hanno appunto la disponibilità di questi spazi che quindi possono sfruttare per i non clienti, diciamo. Senti, ma c'è solo il sito oppure c'è proprio l'app da scaricare sul telefonino? Allora, per il momento siamo partiti solo con il sito. Noi siamo partiti proprio il 12 febbraio, quindi siamo proprio freschi. No, siete proprio piccolini, Oggi è il battesimo del fuoco. Infatti. Quindi diciamo che per il momento testiamo se il servizio effettivamente funzionerà.
Poi naturalmente se prenderà piede, il prossimo passo è ovviamente l'applicazione, quella è fondamentale. Certo, immagino poi insomma che servirà anche un investimento di un certo tipo per riuscire anche ad espandervi poi, ad arrivare oltre Milano. Ma io ho come la sensazione che sia una startup di grande interesse, per cui insomma basta che un lungimirante in questo momento ci stia ascoltando e secondo me ti arriva subito un messaggino o sulla pagina Facebook o direttamente su parcheggiami.it, perché effettivamente il parcheggio è un problema. So che a Milano costano veramente tanto i parcheggi, ma è un problema un po' di tutte le grandi città italiane questo. Sì, assolutamente. Abbiamo infatti verificato che i costi sono davvero molto elevati, non solo a Milano ma anche nelle altre città. Quindi tramite la nostra piattaforma uno dei grandi vantaggi è anche quello di risparmiare anche il 50-60% del costo di parcheggio. Poi appunto partiamo da Milano, sicuramente anche moltissime altre grandi città hanno questo problema, infatti abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni da parte di molti utenti che visitano il sito, che ci chiedono per favore venite anche nella nostra città perché siamo disperati. Quindi... Assolutamente. Noi come programma radiofonico siamo la City, per cui dovevamo per forza parlare di parcheggiami.it, capisci bene, insomma Paolo, che era necessario. Senti, io sono molto contenta di questa realtà, spero che possa diventare il più consistente possibile nel più breve tempo possibile. Paolo Dallago, grazie mille. Parcheggiami.it, ringrazio te, ovviamente tutti i capoccia che hanno messo insieme questa startup. Buon lavoro, un bacio. Grazie, ciao Paolo, Mario, ciao. Ciao a tutti.